Quanto possono fare gli artisti per la ricerca? Ma tantissimo, basta che uno lo voglia. Cioè, credo che sia arrivato il tempo per tantissimi artisti di ridare qualcosa agli altri, alla gente che ci ha veramente trattato bene, ci ha seguito, no? Durante la loro vita e la nostra vita, per cui è giusto adesso ridare qualcosa a chi ne ha bisogno. Questa sera c'è una tappa del tour Lucio, un tour dedicato a Lucio Dalla. Qual è il tuo ricordo più bello di Lucio e la canzone di Lucio che insomma ti è più nel cuore? Ma il ricordo più bello è anche quello più divertente, insomma sai, con Lucio si rideva tantissimo, per cui quando l'ho conosciuto, forse ecco la prima volta che l'ho conosciuto, perché ho fatto un provino alla mia casa discografica per andare a Sanremo, è arrivato tutto ingessato, per cui mi ha fatto ridere tantissimo. Ecco, questa è stata sicuramente la volta che mi ha divertito di più e che porto dentro, insomma. La canzone di Lucio che preferisco, ma insomma ce ne sono tante, se no non sarei qui a farne un concerto intero. Però diciamo, ecco, una canzone come Enna, una canzone come Futura, ecco, sono canzoni importanti. Questa sera insomma abbiamo un altro tuo concerto. Qual è invece la tua canzone preferita che hai di più nel cuore? E poi volevo anche chiederti se quando canti ti viene mai in mente quando da sedicenne è iniziata questa avventura nella musica. Beh, insomma, assolutamente sì, sai, sono tanti anni che sono passati quei 16 anni, per cui ogni tanto ci penso e con nostalgia e anche con tenerezza, però, perché ce la mettevo tutta, insomma, avevo una grande grinta. Sì, bella cosa. E la tua canzone del cuore che hai scritto? La mia canzone, bah, insomma, ne ho fatte un po', forse non abbiamo bisogno di parole, è una canzone che mi piace molto.